mio padre, che è dovuto fuggire con una barca attraverso l'Adriatico in un periodo in cui ai fuggitivi si sparava, non è che li prendessero e basta. Mia madre e io siamo rimasti da soli perché era troppo pericoloso attraversare. Mio padre, dopo 2 o 3 anni in cui noi eravamo prigionieri sostanzialmente, ha mandato una barca a prenderci. Purtroppo questa barca è stata presa, i marinai hanno confessato, mia madre ha avuto un processo e si è fatta 2 mesi di carcere duro. Io sono stato affidato a dei parenti, ci siamo riuniti a mio padre nel 1955 con tutta una vita da ricostruire completamente. Nel giro di qualche anno ci siamo ben introdotti nel contesto di Ancona. Non bisogna dimenticare, bisogna ricordare perché questi episodi che sono prodotti dalla non democrazia potrebbero ripetersi e invece bisogna fare di tutto perché la democrazia e le libertà siano sempre tutelate.